È tempo di feste natalizie, quindi di villaggio di Natale che quest'anno torna in Piazza Indipendenza a San Donà di Piave. Vediamo il momento dell'inaugurazione. Siamo nella nuova Piazza Indipendenza, l'inaugurazione del villaggio di Natale. Alberi colorati, igloo, orsi ed elfi. Andiamo a vedere che cosa troviamo. Che cosa chiedono i bambini? Beh, giocattoli sempre alla grande, insomma, e poi un po' di videogames, diciamo che il giocattolo tecnologico va alla grande. State raccogliendo tutte le letterine, aiutate anche voi a scrivere tutti questi desideri? Sì, insieme a loro scriviamo tutte le letterine, tutto quello che vogliono, le scrivono e poi le portiamo alla posta. Abbiamo appena raccontato la favola di Aladdin e i bambini sono stati molto attenti ed è piaciuta veramente molto. State animando un po' la festa? Beh, ovviamente siamo qui per fare buona musica, per mettere su qualcosa per far ballare tutti quanti, insomma. Come ti sembra? Meraviglioso, assolutamente meraviglioso. C'è la cioccolata calda, il tè caldo per tutti, gratuito. Quindi venite. Piazza nuova, allestimento nuovo. La piazza ha un taglio completamente moderno, quindi abbiamo trovato, cercando in giro per l'Italia, questi igloo che trovo simpatici. Dentro sono arredati natalizi naturalmente, però l'impatto con la piazza è molto buono. Come le sembra questa piazza nuova? A me piace tantissimo, si presta molto a cose di questo genere, a raccogliere tanta gente e la cosa quindi fa piacere. Oggi inaugurazione della nuova piazza natalizia con il villaggio di Natale, un sacco di cose belle. Beh, il villaggio di Natale non poteva mancare, no? Questa è un'area dedicata ai nostri bambini che tutti possono venire e che quindi possono assaporare quello che è il piacere del Natale con tutta la fantasia e il sogno che accompagna i nostri ragazzi. E quindi l'invito a tutti i bambini di qualsiasi età di tuffarsi nel sogno del Natale.